Oscar Green fa tappa a Rovigo oggi nella cornice del Teatro Sociale. In questa cornice avviene la premiazione al livello regionale, la finale regionale di questo premio nazionale organizzato da Coldiretti. Siamo con il presidente regionale di Coldiretti, Carlo Salvan. Qual è l'importanza di marcare innanzitutto questo premio rivolto ai giovani imprenditori agricoli anche in un luogo come Rovigo dedito all'agricoltura? È un tema assolutamente centrale, di grande importanza, perché oggi mettiamo in meglio quanto l'agricoltura regionale e dei soci di Coldiretti ha a disposizione. Idee innovative, coraggiose, di impresa, da parte di uomini e donne di tutte le nostre province del Veneto e che dimostrano ancora una volta la centralità del mondo agricolo nei nostri territori. Un mondo agricolo sottoposto ai cambiamenti climatici, dove l'agricoltore può essere un ammortizzatore, quasi un mitigatore di questi effetti, qualora venisse riconosciuta, e noi lo vogliamo, la sua centralità e il suo lavoro. Questo ci consentirà anche di dare un nuovo slancio a delle idee come quelle di cui vedremo oggi, ma soprattutto di dare una prospettiva di carattere economico, sociale e ambientale, e di poter consentire quindi a vivere il nostro territorio combattendo anche la denaturalità e lo spopolamento delle nostre aree interne. Siamo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari, oggi qui a Rovigo, questa premiazione importante che rimarca anche innanzitutto la dedizione agricola di questo territorio, ma anche l'ingegno dei giovani. Qual è un po' anche il messaggio della Regione che la Regione vuole portare a questi ragazzi? Innanzitutto dobbiamo sottolineare quella che è la tradizione del Polesine, che è profondamente legato a tutto il mondo del primario, dell'agricoltura e della pesca. Abbiamo delle eccellenze che sono riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale, e questo grazie a tanti imprenditori agricoli, a tanti pescatori che hanno saputo anche reinventarsi e guardare con forza al futuro, superando 1000 difficoltà. È chiaro che la Regione, così come tutte le istituzioni, devono essere vicine a questo mondo, perché proprio grazie alle nostre eccellenze e ai produttori noi possiamo vantare come Made in Italy, come brand, come potenza della capacità di affrontare i mercati, una unicità che altri luoghi non hanno. Questo è un grande patrimonio per tutta la nostra comunità e anche per il sistema economico. Coldiretti ha appena festeggiato 80 anni di storia, un traguardo brillante, bellissimo, ma oggi qui siamo in un pubblico di giovani che quindi non c'erano 80 anni fa. Quali sono i messaggi che Coldiretti vuole dare a questa nuova generazione? Intanto bisogna conoscere la propria storia, le proprie radici, proprio per guardare al futuro forti di un aspetto anche di carattere ideologico che ci ha caratterizzato. La più grande riforma che il nostro Paese ha avuto è proprio la riforma agraria voluta da Paolo Bonomi con l'allora Presidente del Consiglio Fanfani, che diedero la possibilità di distribuire fino a 3,6 milioni di ettari diciamo così, trasformando quelli che erano mezzadri in agricoltori e in contadini. Un riscatto di carattere sociale e economico che ha fatto ed è stato preso ad esempio in tutta Europa. Questo ovviamente ci caratterizza per guardare al futuro in termini di risposte chiare che devono essere date ai giovani anche rispetto a una loro prospettiva di vita che è data da impegno, ma ci devono essere anche le giuste soddisfazioni che in tanti casi purtroppo nel comparto agricolo sono anche mancate rispetto a una corretta remunerazione che ci doveva essere del lavoro e dei sacrifici, e questo io penso che sia uno degli impegni principali che noi oggi ci prendiamo nell'aprire un confronto a livello europeo sul tema della reciprocità, sul tema del codice doganale, sulle nuove risorse della politica agricola comune che devono essere destinate a chi di agricoltura vive e non solo di chi è proprietario di terreni agricoli ma vive di altre attività o sono enti di carattere pubblico. In tutto questo ovviamente le dinamiche della filiera, la conoscenza dei mercati, la possibilità di crescere sempre di più sui mercati internazionali, ripeto, è quello che ci deve caratterizzare.